Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Udine, era dall'ultimo tram dismesso esattamente 70 anni fa che a Udine non si vedeva in funzione un mezzo elettrico dedicato al trasporto pubblico urbano. Dopo mezzo secolo oggi sono entrati in servizio i 3 bus elettrici che garantiscono la tratta della circolare del centro storico, una data storica che porterà progressivamente la dismissione degli autobus inquinanti. Prossima fermata Udine via Aquileia 103, porta Aquileia. Sindaco, 5 anni fa avevate annunciato l'intenzione di portare la circolare intorno al centro storico di Udine. A 5 anni, promessa mantenuta. Sì, promessa mantenuta, soprattutto con un salto di qualità, perché io ritengo che l'alimentazione elettrica sia il futuro non solo dei mezzi pubblici, ma penso anche di tutti i veicoli, perché ripeto, dobbiamo dare dei segnali concreti per quanto riguarda la qualità dell'aria e tutelare il nostro ambiente, e questo è un modo per farlo concretamente. Vice Sindaco, com'è andato questo battesimo sul bagnato? Molto bene, perché questo mezzo è veramente molto sensibile, quindi ha buoni ammortizzatori, silenziosissimo. Sul bagnato vediamo che funziona molto bene. Senta, lo sa che 70 anni fa esattamente fu dismesso l'ultimo tram di Udine, il trasporto pubblico urbano torna elettrico. E questa è una bella data, una bella notizia, mi riempie il cuore, perché credo che dopo 70 anni riprendere quel servizio è una nota storica, culturale, di sensibilità e soprattutto di entusiasmo. Vuol dire che Udine è rinata. Direttore, com'è andato questo primo giro? Un bel collaudo? Beh, sicuramente sì, tutti hanno avuto la possibilità di poter capire quanti questi mezzi siano silenziosi, siano affidabili, e dunque anche se pioveva comunque è stato un ottimo primo giro. Il parco mezzi di Arriva Udine si ingrandisce, in arrivo anche altri 2 mezzi elettrici. Sì, questo però è il prossimo anno. In questo momento sono 3 le macchine che forniscono servizio sulla nuova linea del centro storico, 3 Yutong di nuova generazione, dunque in questo momento vorremmo passare un periodo di 6 mesi proprio per testare sia la linea ed eventualmente intervenire insieme con il Comune e la Regione, sia i nuovi mezzi. È giusto puntare sull'elettrico o è anche giusto puntare sull'idrogeno? Ma in questo momento sicuramente l'elettrico per Udine può rappresentare un buon futuro. E per quanto riguarda i disagi, i problemi lamentati da alcuni autisti e dipendenti di Arriva Udine, forse manca personale, avete risolto la questione? Allora, diciamo che non sono solo i dipendenti di Arriva Udine, è un problema che a 360 gradi copre tutte le aziende dell'Italia. La Regione insieme con le aziende sta affrontando ovviamente il problema, speriamo di riuscire a trovare una strada che ci porti entro pochi mesi ad una soluzione definitiva. Che c'è poco appeal in questo momento per quanto riguarda il mestiere dell'autoferrotranviere, questo è il vero problema. Dunque noi abbiamo sostanzialmente un ricambio dettato dagli uomini che in pensione escono e c'è poco ricambio tra i giovani. Ed ora parliamo di lavoro con il primo Recruiting Day del 2023. Oggi la presentazione in Regione a Udine dell'offerta appunto di lavoro da parte di 4 aziende del Friuli Venezia Giulia. Complessivamente i posti di lavoro sono 90. Primo Recruiting Day dell'anno nuovo. Oggi la presentazione in Regione. Ci sono 90 posti di lavoro a disposizione. Le aziende stanno cercando personale specializzato, ma ci sono diverse tipologie di professioni. Ne parliamo con l'assessore regionale Alessia Rosolen, perché è importante tra l'altro anche aprire l'anno con aziende che propongono, che cercano persone. È un percorso che stiamo seguendo, incrementando già da 3 o 4 anni, ma che sta dando degli ottimi risultati, soprattutto
per quanto fatto nel corso del 2021 e del 2022. Risultati che dimostrano innanzitutto che esiste una collaborazione forte tra i centri per l'impiego che coordinano questa attività, il servizio imprese e le agenzie per il lavoro interinale. Nessuno fa più nulla da solo. Danno dei risultati importanti perché i dati dell'occupazione comunque segnalano un aumento importante degli occupati, segnalano una diminuzione del gender gap, quindi sempre più donne che lavorano, e segnalano soprattutto un'occupazione stabile. Assieme ai Recruiting Day ci sono tutti i percorsi formativi anche finalizzati all'occupazione su cui stiamo lavorando e fondi importanti a livello nazionale ed europeo che per quanto riguarda questa regione sono indirizzati in maniera fondamentale sulla formazione e sul lavoro. E per quanto riguarda la tipologia dei contratti, cioè contratti a termine, contratti a tempo indeterminato? I dati del 2022, l'ultima rilevazione Istat, ci segnala che l'aumento dei contratti a tempo indeterminato si attesta attorno al 6%. È un dato che a nostro avviso è importante perché sulla qualità del lavoro che bisogna giocare, oltre che sulla qualità delle persone nei loro percorsi formativi di inserimento. Quindi anche alzare ulteriormente la percentuale del lavoro a tempo indeterminato. Obiettivamente questo è stato il punto d'arrivo rispetto al quale ci siamo mossi dal 2018 in poi. C'è un dato che peraltro ci conforta, è che a livello del nord-est, noi che eravamo sempre fanalino di coda, abbiamo ampiamente superato le altre regioni, piazzandoci subito dopo la provincia autonoma di Trento e di Bolzano come qualità dei contratti di lavoro. Grazie all'assessore regionale Alessia Rosolen, Gianni Fratte, che è appunto il responsabile dei servizi alle imprese della regione. Apriamo questo anno con 90 posti a disposizione, 90 posti, la giornata, l'incontro è previsto l'8 febbraio a Palazzo Belgrado, inizio alle 9 del mattino. Nel frattempo come devono fare le persone che sono interessate e come si devono iscrivere, poi vediamo quali sono anche i posti a disposizione. Ma è semplicissimo, basta collegarsi al sito della Regione, ha un link di riferimento che si può trovare sia nelle ricerche di personale che negli eventi organizzati come recruiting, dove viene rilanciata l'iniziativa di oggi, la presenza di 4 aziende che cercano 90 posti di lavoro e una persona può liberamente verificare le proprie condizioni rispetto al profilo che le aziende cercano e inviare il proprio curriculum che verrà poi analizzato, verrà preselezionato e l'8 di febbraio a Palazzo Belgrado ci sarà il recruiting delle persone preselezionate, non di tutti ovviamente. Ecco, vediamo in velocità quali sono le aziende. Sì, mi faccio aiutare Allora, le aziende sono la Biofarma Group di Mereto di Tomba, un'azienda che opera a livello internazionale nell'ambito del confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, è un'azienda conosciutissima che cerca addetti alla produzione, addetti al confezionamento automatizzato e manutentori elettromeccanici. La Metinvest Trametal di San Giorgio di Nogaro, un'azienda del settore metallurgico che cerca gruisti, carrellisti, mulettisti, addetti ai forni, addetti al controllo della qualità, manutentori meccanici, ma anche ingegneri meccanici, quindi profili anche abbastanza elevati. La PM Promec di Coseano, un'azienda che opera nel settore delle trasmissioni meccaniche, idrauliche e elettriche, cerca addetti al montaggio, addetti alle macchine utensili, al controllo qualità, progettisti meccanici, ma anche figure diciamo un po' che oggi vanno molto ricercate da parte delle aziende, che sono gli analisti dei dati piuttosto che i sviluppatori di software, ma anche responsabili di marketing. Infine la Sirti, un'azienda di Basiliano che opera a livello internazionale, nazionale nelle grandi reti di telecomunicazioni, che cerca capisquadra, autisti di mezzi pesanti, operatori di macchine operatrici, ma anche giuntisti e collaudatori di reti di fibra ottica. Quindi diverse professionalità.
molto diversificate, quindi abbiamo una offerta di 90 posti di lavoro molto ampia che consentirà alle persone di potersi sicuramente candidare e rimettersi in gioco in questa operazione di reclutamento che riteniamo essere la prima del 2023, ma avremo sicuramente un primo trimestre molto intenso di queste attività, perché le aziende ci stanno chiamando e cercando perché sono veramente alla ricerca di personale. Ringraziamo anche Gianni Fratte, responsabile dei servizi alle imprese della Regione. La linea ritorna allo studio. Grazie Isabella Gregoratto, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco in diretta da Voi la linea. Bentornati a Da Voi la linea, ora andiamo a Pordenone dove c'è stato il cambio di giunta comunale per sostituire Emanuele Loperfido, eletto alla Camera. Nella squadra di Alessandro Ciriani entra ufficialmente Elena Ciolin, che faceva parte del suo ufficio segreteria, sicurezza, bilancio e commercio, le deleghe. Sindaco Ciriani, cambiamento in giunta, insomma, con l'elezione di Emanuele Loperfido alla Camera si è liberato il posto, Alberto Parigi assumerà l'incarico di vice sindaco, però c'è una novità, oggi Elena Ciolin entra con le deleghe di Loperfido. Intanto la soddisfazione perché Emanuele, che prima di essere onorevole è un amico, va a Roma e questo significa per noi avere un alleato in più per fluidificare i rapporti con i ministeri. Abbiamo un ministro, abbiamo un parlamentare, significa poter avere interlocutori affidabili in tutte le pratiche e tutte le relazioni che ci sono tra gli enti locali a Roma. Secondo aspetto è che è dovuto cambiare queste deleghe con persone di fiducia. La fiducia è fondamentale perché abbiamo un programma amministrativo da completare, molto ambizioso, ricco anche di investimenti. Per farlo io non posso avere persone che interpretano in maniera notarile il proprio ruolo, ma di gente che lavora a pancia a terra, non timbra il cartellino ma sposa una causa. Per noi il programma è una sorta di stretta di mano virtuale con i cittadini che dobbiamo onorare. Ecco, per chi magari l'accusa di avere troppi amici in giunta, in questo caso Elena Ciolin faceva parte della sua segreteria, che cosa risponde? Che è meglio avere gli amici che non i nemici. Mi sarebbe sciocco che un sindaco non si affidasse a persone di cui ha completa fiducia cercando, ripeto, di realizzare un programma. Sarebbe abbastanza bizzarro e singolare che gli assessori le dettassero quelli dell'opposizione. Per quanto riguarda le deleghe, ricordiamo come saranno spartite quelle dell'ex assessore Loperfido. Alberto Parigi assumerà il ruolo di vice sindaco, mentre la sicurezza, il commercio e il bilancio passeranno nella Ciolin, che tra l'altro con me ha guardato e studiato tutti i dossier che negli ultimi 20 anni sono passati sotto gli occhi, prima di presidente della provincia e poi di sindaco, mentre la delega alla protezione civile passerà a Monica Cairoli per creare anche un dipartimento coerente che si occupi di protezione civile, difesa del suolo e ambiente. Elena Ciolin è pronta ad entrare in squadra, in giunta, ma quali sono le sensazioni al debutto praticamente? Beh, devo dire che sono onorata e sono grata della dimostrazione di tutta questa fiducia, che credo sia frutto e riconoscimento di tanti anni di lavoro. Per me impegno politico è uguale a concretezza, dedizione e in questo momento soprattutto responsabilità. Non prometterò cose che non posso mantenere, seguirò la linea senz'altro tracciata appunto dal nostro faro che è Alessandro Ciriani e del mio predecessore l'onorevole Loperfido, una linea fatta di ascolto costante, di dialogo con la città e cercherò dopo una prima riunione con tutti i settori cercherò di massimizzare la ricaduta delle risorse per la nostra città, quindi la ricerca delle linee contributive a partire dalla regione senz'altro con la quale siamo in buoni rapporti, ma non solo. Emanuele Loperfido è passato alla Camera, il saluto al Comune con il passaggio di consegne ad Alberto Parigi per quanto riguarda il vice sindaco e la Ciolin per quanto riguarda i referati. Sì, è un momento sicuramente emozionante. Da un lato il fatto di dover lasciare dopo 6 anni da assessore per il Comune di Pordenone, di cui uno da vice sindaco del sindaco Ciriani, un incarico che mi ha inorgoglito, mi ha fatto lavorare il più possibile per la nostra comunità. Probabilmente è stato anche questo che mi ha premiato facendomi diventare deputato della Repubblica, dove comunque cercherò di essere sempre a fianco di questa amministrazione per il bene dei nostri concittadini, della nostra comunità. Nuova riorganizzazione per la Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons. Il nuovo assetto è stato presentato oggi dalle amministrazioni comunali e dal comandante Maurizio Zorzetto.
Comandante Zorzetto, per quanto riguarda la riorganizzazione della Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons, ci sono delle novità, avete deciso insomma di fare dei cambiamenti, quali saranno? Allora, interverremo a livello strutturale, organizzativo e gestionale. A livello strutturale c'è tutto un piano di efficientamento delle risorse strumentali, a partire anche dalla dislocazione del comando che ci sta già impegnando nelle fasi di progettazione della nuova caserma. A livello gestionale attueremo un articolato piano di digitalizzazione che ci permetterà di liberare risorse umane, di ridurre i tempi di lavoro e di attivare un percorso di esternalizzazione di tutte quelle funzioni che non necessariamente competono alla polizia locale o necessitino un operatore di polizia ad eseguirli. Ed infine a livello organizzativo una nuova strutturazione che è rivoluzionaria rispetto all'impianto fino ad oggi avuto, che si articola su 3 reparti: il reparto territoriale, il reparto mobile e il reparto operativo. A livello di reparto territoriale, quelle strutture deputate alla gestione del territorio, nel quale confluiscono i presidi territoriali Pordenone e Cordenons, ma eventualmente in futuro anche altri territori che volessero entrare nella convenzione per il distretto Friuli occidentale. A livello di reparto operativo tutte le specialità, proprio perché essendo una città capoluogo puntiamo a diventare un punto di riferimento anche per i territori ad oggi ancora non convenzionati, anche sotto il profilo della specializzazione nelle materie più di nicchia. Ed infine come reparto mobile il nucleo radiomobile deputato al pronto intervento sull'intero territorio del distretto e il nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria come nucleo di primo impiego in quelle situazioni critiche a monitoraggio delle condizioni più degradate e delle situazioni difficili dove si manifestano devianze o fenomeni di microcriminalità. Avete avuto più uomini nell'ultimo periodo, quindi anche più controlli, maggiori pattuglie, più turni? Sì, stiamo iniziando ora perché i 17 uomini che hanno preso servizio al mese di novembre hanno completato solamente con la fine dell'anno il percorso di formazione che si è sviluppato con un mese di formazione in aula che abbiamo organizzato qui presso la nostra sede e un mese di tirocinio in affiancamento. Ora iniziano il lavoro vero e proprio su strada gradualmente con una certa autonomia. Sicuramente sono aumentati, e penso che la cittadinanza se ne sia anche resa conto, sono aumentate le pattuglie che erano presenti sia automontate sia motomontate e appiedate, proprio per incidere su quella percezione di sicurezza che discende dal vedere l'operatore in divisa in mezzo alla gente. Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons, insomma una riorganizzazione importante per la polizia comunale che dovrebbe dare anche dei frutti naturalmente sul territorio. Certamente è un percorso che abbiamo intrapreso già da diversi anni, adesso stiamo vedendo finalmente i frutti del duro lavoro. All'inizio chiaramente ci sono delle difficoltà che abbiamo trovato, abbiamo riscontrato, abbiamo ottimizzato i rapporti e adesso con questa nuova gestione, questa nuova struttura sicuramente miglioreremo, efficienteremo il servizio, garantiremo più presenza sul territorio, il personale sarà molto più formato anche grazie a queste suddivisioni delle aree che creeranno delle specialità. Noi siamo convinti che il futuro passa attraverso l'ottimizzare sia le forze umane, le risorse economiche che chiaramente non sono come un tempo e anche i mezzi, quindi questa è un'attività che il Comune di Cordenons in copartecipazione appunto col Comune di Pordenone sta portando avanti e siamo sicuri che il servizio varrà la pena. C'è la possibilità anche dal punto di vista politico di allargare un po' il raggio e magari coinvolgere qualche altro comune? Sì, certamente, per quello che riguarda Cordenons e Pordenone era abbastanza semplice l'unione di intenti anche per gli aspetti territoriali che sono molto intrinseci tra loro, quindi sotto questo aspetto chiaramente. Poi altri comuni vedremo perché per il momento Porcia e Roveredo si sono uniti tra loro e adesso mi pare che hanno anche affinità con un altro comune. Per quello che riguarda mi pare realtà tipo Fontanafredda e San Quirino le porte sono aperte e tutto dipende poi dalle volontà amministrative.
Al via oggi le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Gli istituti superiori le accetteranno fino al numero massimo consentito per ogni scuola. Allora ascoltiamo il presidente dell'Associazione Presidi della provincia di Udine, Paolo De Nardo. Partite oggi anche nella nostra regione le iscrizioni agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Ne parliamo con il presidente dell'Associazione dei Presidi della provincia di Udine, Paolo De Nardo. Qual è la situazione? È un po' difficile capire dalla prima giornata quali sono le tendenze, quali saranno le scelte dei ragazzi, però già si sa che ci saranno delle limitazioni agli accessi alle scuole. Come capita ogni anno c'è un tetto massimo al numero di iscrizioni che ogni istituto può accogliere, per questo ogni istituto elabora dei criteri di precedenza. Quindi questi criteri di precedenza da che presupposti partono? Sono criteri di ragionevolezza che riguardano la viciniorietà all'istituto, la possibilità di accogliere studenti che non abbiano nei loro territori indirizzi simili al nostro, e in alcuni casi si dà la precedenza a studenti i cui genitori lavorino qui in città, e quindi sono in genere appunto criteri di ragionevolezza. Ma questo lo avete stabilito, è stato stabilito in base al numero di iscrizioni che ci sono state negli anni precedenti, negli anni passati, e quindi superare la soglia degli iscritti non si può. Allora, il numero di studenti accoglibili viene determinato dagli spazi a disposizione, dalla capienza delle aule, da criteri di sicurezza e dall'organico a disposizione. Per quanto riguarda il territorio, perché adesso magari stiamo riferendoci soprattutto a Udine, il territorio? Il territorio in questo caso può di fatto acquisire il numero di studenti che sono in uscita, perché noi abbiamo già un istituto con capienza piena e quindi possiamo mantenere le 61 classi attuali, considerando che usciranno 11 quinte e può essere che alcune classi successive alla prima vengano accorpate. Possiamo pensare ragionevolmente di accogliere un numero di studenti per 11-12 classi. Ormai le scuole si sono adeguate, abbiamo visto gli anni della pandemia, ma c'è la necessità di rafforzare ulteriormente. Dal mio punto di vista non tanto sull'aspetto tecnologico, quanto proprio sull'aspetto della didattica, e c'è una questione che secondo me in questo momento è fondamentale, la questione del benessere degli studenti. È bene che entri anche dentro un'idea di didattica innovativa la questione benessere, perché si impara bene quando si sta bene. E senta, anche per quanto riguarda specializzazioni, lei mi ha detto che cercano soprattutto licei, ma i ragazzi vanno indirizzati anche verso scuole, verso istituti che insegnino una professione. Allora, innanzitutto bisogna dire che tutte le scuole secondarie aprono la possibilità di un percorso universitario, quindi nessun percorso è limitante in sé. Però è bene che si faccia una riflessione su quelle che sono le attitudini dei ragazzi. In genere il liceo è una tipologia di istituto che si addice a studenti che sono già molto orientati verso lo studio, che amano già lo studio, l'applicazione, offre però un sapere che è meno pratico, è meno tecnico, e invece ci sono dei ragazzi che hanno proprio bisogno di percorsi di questo tipo, e quindi è bene orientarsi anche in questo senso. Bene, siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Rete Friuli alle 16:30. Buon pomeriggio.